Buongiorno da Telecolor, nuova edizione di Sicilia 24, questi i titoli del giornale. A Catania la festa della Repubblica, deposta nella chiesa di San Nicolò l'Arena una corona d'alloro per ricordare i caduti in guerra. In piazza Università le cerimonie con le autorità e i giovani. Catania torni a essere protagonista nel Mediterraneo, così il ministro Nello Musumeci in città per le celebrazioni del 2 giugno. Giornata festiva all'insegna della cultura, i musei e i siti archeologici sono rimasti aperti con ingresso gratuito, tanti visitatori che ne hanno approfittato. Torna in carcere a Trapani Antonino Buzzitta, ritenuto il consigliere dei boss, avrebbe violato i domiciliari per 30 volte tenendo incontri segreti al bar con pregiudicati. Alta tensione nel governo regionale dopo il risultato elettorale di Trapani, Fratelli d'Italia insieme nella richiesta di estromettere l'assessore leghista Turano dalla giunta. Il presidente Schifani intanto prende tempo. Ancora buongiorno da Telecolor, è scattato il fermo amministrativo di 20 giorni e una multa per la Mare Go, nave di una ONG tedesca che ieri ha sbarcato 37 migranti soccorsi in mare a Lampedusa violando le disposizioni delle autorità italiane che avevano indicato Trapani come porto di sbarco. Il provvedimento è stato eseguito da parte della Guardia di Finanza, dalla Capitaneria di Porto e fermo amministrativo anche per un'altra nave ONG tedesca, la SIAI 4, approdata oggi a Porto di Ortona in Abruzzo con 49 migranti a bordo, soccorsi in 2 diverse operazioni nel Mediterraneo centrale. Adesso cambiamo argomento, parliamo di un incidente avvenuto la scorsa notte nel Nisseno, un violento scontro tra 3 auto ad Acquaviva e Platani in provincia di Caltanissetta. Nell'impatto 6 persone sono rimaste ferite, 4 delle quali in modo grave. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso e diverse ambulanze. I 4 feriti sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso, 3 ad Agrigento e 1 al Sant'Elia di Caltanissetta. Altri 2 ragazzi invece sono rimasti feriti in maniera leggera. E adesso parliamo delle celebrazioni del 2 giugno a Catania. Ieri si è celebrata la festa della Repubblica in tutta Italia. A Catania la giornata è stata aperta dalla deposizione della corona d'alloro al vestibolo del Sacrario Militare per rendere onore ai caduti della patria e poi è proseguita in piazza Università. Presenti tutte le autorità cittadine e numerosi i giovani coinvolti. Ce ne parla Emanuela Corsi. I festeggiamenti del 2 giugno a Catania iniziano dalla chiesa di San Nicolò l'Arena con la deposizione della corona d'alloro presso il vestibolo del Sacrario Militare per rendere onore ai caduti della patria. Presenti il prefetto Maria Carmela Librizzi, l'arcivescovo di Catania Luigi Renna e le più alte cariche militari e civili e religiose della provincia. Il capoluogo etneo è stato rappresentato per l'ultima volta dal commissario Mattei, che lunedì lascerà la fascia tricolore al neosindaco eletto Enrico Trantino, presente alla cerimonia. La giornata nella quale festeggiamo la Repubblica inizia sempre con la deposizione di una corona ai caduti nel sacrario che si trova nella chiesa di San Nicolò all'Arena, perché la nostra Repubblica nasce dal sacrificio di tante persone. Pensiamo a quanti sono stati internati, quanti hanno perso la loro vita nei campi di battaglia, quanti sono stati vittima dei regimi totalitari e hanno difeso quei valori che noi oggi viviamo con tranquillità, che forse anche trascuriamo. La libertà è un grande dono, poi la Repubblica che è stata un'esigenza di democrazia che è nata dal sacrificio di queste persone e che noi dobbiamo coltivare in modo particolare. Le celebrazioni per il 77° anniversario della Fondazione della Repubblica sono poi proseguite in piazza dell'Università, dove alla presenza del Ministro del Mare e della Protezione Civile Nello Musumeci si è tenuta la tradizionale cerimonia aperta con l'alzabandiera e l'esecuzione dell'inno di Mameli. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma e gli studenti di diversi istituti scolastici di Catania e della provincia. Proprio i giovani sono stati ancora una volta i protagonisti delle iniziative promosse dal prefetto Librizzi per la festa della Repubblica. Sono loro la fonte del rinnovamento sociale, culturale della nostra nazione e quindi a loro dobbiamo affidare questi valori fondanti della nostra Costituzione e dobbiamo fare in modo che conservino e li custodiscano
custodiscano anche per il futuro. Durante la cerimonia i baby sindaci hanno consegnato le medaglie d'onore ai familiari di quei cittadini italiani, militari e civili della provincia di Catania, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. E alla cerimonia della Festa della Repubblica a Catania c'era anche il ministro Nello Musumeci che, intrattenendosi con i giornalisti, ha parlato anche del futuro della città dopo il risultato elettorale. Ancora Emanuela Corsi. È rivolto ai giovani il messaggio del ministro del Mare e della Protezione Civile Nello Musumeci, presente a Catania in Piazza Università in occasione del 77° anniversario della Fondazione della Repubblica. Non arrendetevi di fronte alle criticità della vita. Se cadete, rialzatevi, trovate la forza di farlo, perché dopo un errore c'è sempre una rivincita. E lasciatemi anche dire, in un momento in cui i giovani non studiano e non lavorano in una certa quantità, in Italia più che altrove, vorrei rivolgere un appello. Il lavoro manuale ha la stessa dignità del lavoro intellettuale. La tuta sporca di un meccanico ha la stessa dignità del camice bianco di un primario ospedaliero. È il lavoro quello che conta, il lavoro onesto. Nel suo intervento il ministro ha ricordato la tragedia che ha colpito l'Emilia-Romagna e l'impegno della Protezione Civile su tutto il territorio nazionale, sempre più fragile, non solo per colpa dei cambiamenti climatici. C'è ancora tanto da fare per spiegare agli italiani che prevenire strutturalmente è sempre meglio che ricostruire dopo il danno. Mentre a Cutro in Calabria ci sarebbero degli indagati per il naufragio che ha fatto più di un centinaio di vittime, il ministro ribadisce l'importanza di contrastare il fenomeno degli sbarchi. Il fenomeno migratorio è una delle sfide che noi dobbiamo affrontare, l'ho detto intervenendo poco fa. Lo possiamo fare non da soli, ma con il concorso dell'Unione Europea e quindi di tutti gli Stati membri. Non manca infine un augurio alla città di Catania e al neosindaco Enrico Trantino alla vigilia della proclamazione. Ne ha tanto bisogno la mia città, ha perso protagonismo per colpa di tutti e abbiamo la necessità di rialzarci. Catania deve tornare ad essere protagonista nel panorama del Mediterraneo, perché il futuro di tutte le città marinare è legato alla sorte del mare Mediterraneo. È Festa della Repubblica all'insegna della cultura, con tutti i siti regionali aperti con accesso gratuito. Ieri mattina siamo stati a Siracusa alla scoperta di Palazzo Bellomo. C'è stato per noi Francesco Aloi. Non solo mare o scampagnata, il 2 giugno può essere anche sinonimo di cultura. E così c'è chi approfitta dell'ingresso gratuito per visitare i musei. Noi siamo andati al Bellomo di Siracusa, a 2 passi dalla Fonte Aretusa. La cultura è la base della nostra civiltà. Stiamo girando proprio Siracusa per vedere il più possibile, quindi più centri. All'interno di questo palazzo del XIII secolo, modificato nel corso del tempo, si può fare un viaggio. Dall'epoca bizantina al XVIII secolo la full immersion è garantita. Soprattutto la cultura ha bisogno di essere incentivata, che purtroppo l'Italia ne è piena ma ne diamo troppo poco spazio. Non essendo di questa zona abbiamo preferito dedicare alla cultura la nostra giornata del 2 giugno. Queste 2 sculture sono di Antonello Gaggini. Poi gli occhi cadono sulla tela che raffigura il martirio di Santa Lucia. Autore il siracusano Mario Minniti, amico del Caravaggio. Qui ci sono molte icone bizantine. Questo trittico raffigura l'apoteosi della Vergine e le storie del Nuovo Testamento. Fuori, nel cortile, ci sono gli stemmi della vecchia porta d'ingresso della città, che all'epoca era solo ortigia. Ma è in questo salone che finisce il nostro viaggio. Qui è esposto il gioiello della galleria, l'Annunciazione di Antonello da Messina, visibile anche con la realtà mista. È un progetto cofinanziato dalla Regione, con la collaborazione di Unicit e di altre aziende. Abbiamo una guida di eccezione, è lo stesso Antonello da Messina che spiega al visitatore il suo quadro, parla di se stesso e dà al visitatore la possibilità di apprezzare alcuni dettagli del suo quadro. Non solo oggi, turisti e residenti potranno approfittare dell'accesso gratuito in tutti i siti della Regione, anche domenica.
E c'è intanto un aggiornamento sulla notizia che vi abbiamo dato in apertura di telegiornale con l'incidente avvenuto ieri sera ad Acqua Platani, perché si aggrava il bilancio. È deceduta al Sant'Elia di Caltanissetta poche ore dopo il trasporto in ospedale una delle persone coinvolte nell'incidente di ieri pomeriggio ad Acquaviva Platani nel Nisseno. Giuseppa Alfonso, 72 anni, non ce l'ha fatta nell'impatto che ha coinvolto in pieno 2 vetture e lievemente un altro veicolo. La donna aveva riportato le ferite più gravi, trauma al torace e all'addome, che non le hanno lasciato scampo nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvarla. La 72enne, stabilizzata dal medico rianimatore del 118, era stata poi trasportata in elisoccorso a Caltanissetta, ma sarebbe subito emerso un quadro clinico molto grave. Continuiamo con la cronaca. Doveva sottoporsi a visite e cure mediche, per questo si trovava ai domiciliari e invece incontrava segretamente al bar pregiudicati. Antonino Buzitta, condannato lo scorso aprile a 12 anni di reclusione per mafia, è stato portato in carcere per avere violato per 30 volte le prescrizioni che gli erano state imposte dall'autorità giudiziaria. La nostra corrispondente da Trapani, Laura Spanò. Arrestato ritorna in carcere l'ultra settantenne Antonino Buzitta, ritenuto consigliere del mandamento mafioso di Trapani. Sottoposto a domiciliari per motivi di salute, Carabinieri e DIE hanno accertato che ha violato per 30 volte le prescrizioni che gli erano state imposte. Buzitta lo scorso 3 marzo era stato condannato dal Tribunale di Trapani a 21 anni di reclusione. Fu la pena maggiore inflitta dal Tribunale nel cosiddetto processo Scrigno, scaturito dall'omonima operazione antimafia condotta dai Carabinieri e che vide imputato anche l'ex deputato regionale Paolo Ruggirello, pure lui condannato ma a 12 anni di reclusione. Buzitta è stato già condannato 2 volte in via definitiva per associazione mafiosa ed è anche imputato sempre per associazione mafiosa con il ruolo di promotore in un processo in corso. A Buzitta erano stati concessi i domiciliari perché doveva sottoporsi a chimioterapia con il divieto però di comunicare con soggetti diversi dai familiari. L'imputato, in ragione delle condizioni di salute, era stato autorizzato dal Tribunale di Trapani a lasciare il domicilio senza scorta e aveva il permesso per farsi accompagnare da un parente a Palermo per le cure. Ed invece, fra dicembre 2021 e lo scorso aprile, avrebbe violato le disposizioni in una trentina di occasioni, dunque non solo cure mediche, ma anche macellerie, edicole, supermercati, bar. Buzitta è stato fotografato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, dagli investigatori della DIA che lo hanno continuato a monitorare mentre se ne andava in giro a sbrigare le faccende quotidiane. Si spostava tra Trapani e Erice e Paceco, sia di giorno che di notte, nonostante avesse l'obbligo di frequentare solamente parenti più stretti. Ci sono 2 episodi in particolare che riguardano 2 incontri riservati, uno avvenuto nel retrobottega di un bar, l'altro in un'abitazione trapanese. La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha così deciso l'aggravamento della misura per l'ultrasettantenne. Lo impone la gravità eccezionale delle condotte messe in atto da Buzitta. Ci sono comunque delle ragioni superiori legate alle condizioni di salute che impongono il trasferimento in un carcere che abbia a disposizione però le strutture mediche necessarie per l'assistenza. Una dichiarazione dei redditi non in linea con l'ingente patrimonio a lui riconducibile. Per questo, dopo accurate indagini, i carabinieri di Ragusa hanno sequestrato 2 aziende e conti correnti a un noto esponente mafioso della STID, Roberta Lunghi. Un patrimonio ingente a lui riconducibile e una dichiarazione dei redditi decisamente sproporzionata. Per questo sono scattate le indagini nei confronti del pluripregiudicato vittoriese Pino Gueli, 67 anni, esponente del locale gruppo criminale della STID, è già condannato per associazione di tipo mafioso, omicidio e porto abusivo di armi. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ragusa, deducendo la natura illecita delle risorse utilizzate per acquisire la disponibilità dei beni, hanno sequestrato le 2 aziende di produzione di packaging per prodotti ortofrutticoli, la Pacart SRLS e l'altra contenitore della prima, entrambe a Vittoria. Congelati i relativi conti correnti e altri beni per il valore di 2 milioni di euro. Si tratta di un risultato molto importante per il contrasto alle associazioni di tipo mafioso presenti sul territorio della provincia, in quanto fondamentale come strategia perseguire questo tipo di attività criminose sia con indagini di tipo penale, sia con attività investigative nel settore patrimoniale, per sottrarre a soggetti inseriti in circuiti criminali mafiosi
beni illecitamente acquisiti. A garanzia della continuità produttiva dell'azienda, il Tribunale di Catania ha disposto l'affidamento dei beni sequestrati ad un amministratore giudiziario che assicurerà la prosecuzione operativa dell'attività. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Seconda parte del telegiornale, sale la tensione nella giunta regionale di governo dopo giorni di polemiche legate al risultato elettorale di Trapani. Fratelli d'Italia insiste nella richiesta di estromettere l'assessore leghista Mimmo Turano dalla giunta di governo regionale, ma il presidente Schifani rinvia tutto a dopo i ballottaggi e punta a far calmare gli animi per spostare il tagliando a dopo l'estate. Maglio viola. Non cessano le polemiche dopo il voto per le amministrative che, pur consegnando una vittoria netta al centro-destra, ha mostrato e mostra punti di importante crisi per la coalizione al governo e alla regione, a partire dalla città di Trapani. Fratelli d'Italia chiede la testa con insistenza dell'assessore leghista Mimmo Turano, reo di aver appoggiato il sindaco uscente Giacomo Tranchida a Trapani e dunque di tradimento politico. Ma dalla Lega non ci stanno, se si cambia tutti nella giunta Schifani, dicono. La situazione vive adesso però un momento di stallo. DC e Movimento per l'Autonomia, per bocca di Totò Cuffaro e Roberto Di Mauro, hanno chiaramente detto che i loro assessori comunque non si toccano. Tutto ruota sempre sul cosiddetto caso Trapani, dove l'assessore regionale Mimmo Turano si è spostato in blocco con una lista civica a sostegno del sindaco rieletto Giacomo Tranchida. Un tradimento secondo Fratelli d'Italia, dal momento che il centrodestra, più o meno compatto, si è schierato a fianco del candidato sindaco meloniano Maurizio Miceli. Proprio la Lega, sotto forma di lista civica, è andata forte anche a Trapani, dove è passata dall'1,7% di 5 anni fa all'8,7% di oggi. Visto che a separare i due candidati sono stati meno di 5 punti percentuali, i voti leghisti hanno fatto la differenza, determinando la vittoria al primo turno di Tranchida contro l'uomo del centrodestra Maurizio Miceli, proprio di Fratelli d'Italia. La resa dei conti dunque ci sarà, ma non oggi. Se ne riparlerà dopo i ballottaggi dell'11 e 12 giugno, ma l'eventuale rimpasto potrebbe slittare ulteriormente. Il governatore punta a far placare gli animi e fare il tagliando alla giunta a fine estate, se le tensioni lo permetteranno. Ci fermiamo ancora per uno stacco per la pubblicità, torniamo ancora con altre notizie. Rieccoci in studio, prima intesa all'AMAP di Palermo, martedì i lavoratori riceveranno gli stipendi, sbloccati i conti correnti, soddisfatti i sindacati. Un primo passo importante, ma ci sarà ancora da lavorare, dicono i sindacati. Marco Gulla. Uno scorcio di luce nella delicata e intricata vicenda AMAP a Palermo. Martedì i 700 dipendenti dell'AMAP in agitazione da venerdì scorso riceveranno gli stipendi. La situazione si è quindi sbloccata. La Procura ha accettato la proposta di ritenere congelati i conti correnti AMAP fino alla data della notifica del provvedimento di sequestro dei 20 milioni di euro. Tutta la liquidità arrivata da quel giorno in poi può ritenersi svincolata e le somme necessarie possono essere erogate per il pagamento di stipendi e forniture. Cessa quindi lo stato di agitazione dei lavoratori che erano scesi in piazza a manifestare quasi ogni giorno, preoccupati per una situazione sempre più delicata anche per i servizi che AMAP fornisce alla città di Palermo e ad altri 47 comuni della provincia. Con lo sblocco dei conti correnti AMAP potrà nuovamente operare per portare nei 47 comuni della provincia di Palermo il servizio idrico in tutti i suoi aspetti. Una ottima boccata d'ossigeno per i lavoratori e le rispettive famiglie, ma anche per la cittadinanza che è stata in apprensione per la possibile interruzione del servizio. Anche i crediti esigibili che l'AMAP vanta dal comune per circa 3 milioni di euro per il servizio di pulizia delle caditoie saranno usati per pagare gli stipendi e le forniture. Abbiamo rischiato di andare in blocco perché non si potevano più acquistare i reagenti per clorare l'acqua o per gli impianti di depurazione. Grande soddisfazione esprimiamo per l'intervento del prefetto, per l'interessamento del sindaco di Palermo, il professore Lagalla, e per il vice sindaco, l'onorevole Varchi. Grazie al loro intervento tutto questo è stato possibile. Continuiamo a mantenere alta l'attenzione perché l'azienda AMAP è un gioiello a Palermo che produce utili e soprattutto è una società integrata del servizio idrico più grossa del sud Italia dopo l'acquedotto pugliese.
Sarà il Tribunale del riesame nelle prossime settimane a decidere sull'istanza per chiedere il dissequestro di 20 milioni di euro, mentre per la prossima settimana è stata convocata un'altra assemblea dei soci alla quale sono invitati anche gli altri 47 comuni serviti dall'AMAP. Il TG1 è finito, grazie per l'attenzione, a tutti una buona mattinata.